Signore e signori, buonasera. Dal Parco Prandina di Padova, per l'ultima puntata di Dietro le Quinte, vi presentiamo Rock Festival, organizzato dall'ARCI, dall'ASU, Associazione Studenti Universitari, e dal Fireball Management. A questa rassegna nazionale rock partecipano i gruppi Blackburn, Flight Charm, Danger Zone, Dark Lord, Unreal Terror e Sabotage. Dopo circa 8 mesi di appuntamenti settimanali con la prosa del Teatro Verdi di Padova, conclusasi qualche settimana fa, niente di strano se concludiamo il nostro Dietro le Quinte con un appuntamento di musica hard rock. Dalla nostra indagine abbiamo potuto constatare che, nonostante le numerosissime critiche negative, anche questo genere di musica è arte e come tale degna di rispetto e ammirazione, anche se, causa una esteromania molto diffusa in Italia, le grandi masse si riversano ancora ad osannare i complessi rock stranieri, dimenticando i complessi italiani altrettanto bravi. E sono appunto 6 complessi rock italiani quelli che partecipano alla rassegna di questa sera al Parco Prandina in Corso Milano a Padova. Siamo con Morbi, il cantante dei Sabotage. In quanti siete voi? Siamo 4, una chitarra, basso, batteria e io con la voce. Quando e come siete nati?
Siamo nati a Firenze nell'81 per l'idea del batterista e del bassista, che sono fratelli tra l'altro, poi dopo niente, c'è stata una serie di avvicendamenti e siamo arrivati a questa formazione qui 2 anni fa. Com'è il mercato di questo genere di musica? In Italia ancora non lo conosciamo perché abbiamo fatto un disco negli Stati Uniti che è arrivato in Italia solamente di importazione, ora lo ristamperanno in Italia, dovrebbe essere nei negozi tra una decina di giorni e speriamo in un paio di mesi di sapere quello che sarà il mercato in Italia. Per l'estero è normale, cioè essendo un gruppo noi ancora non conosciuto è chiaro che all'inizio ci sono le solite difficoltà che tutti incontrano, però insomma è incoraggiante, diciamo. Ecco, facciamo un po' un paragone con l'hard rock italiano e quello inglese, che differenza c'è? Ma io spererei che ce ne fosse poca, però insomma ce n'è perché le mentalità sono diverse, sicché ecco, se di heavy metal italiano, di hard rock italiano si può parlare, questo si può fare da un paio d'anni a questa parte, perché prima ancora eravamo molto giovani, insomma. Poi piano piano penso che siamo all'altezza dei gruppi stranieri, cioè pressappoco naturalmente. È stato detto che l'hard rock è un'evoluzione, diciamo, del blues e del rock and roll degli anni 60-70. Tu sei d'accordo? Sì, io penso di sì. L'heavy metal forse no, ma insomma le radici dell'heavy metal e dell'hard rock vengono per forza addirittura da Chuck Berry, dunque fine 50. E, le case discografiche più importanti in questo settore, mi pare, oltre alla Durium, chi c'è? In Italia purtroppo poche case discografiche, penso che solo la CGD abbia stampato un disco di heavy metal, l'abbia distribuito, poi per il resto bisogna affidarsi a case o indipendenti italiane oppure case discografiche straniere. Senti Morbi, qual è il pezzo a cui tenete maggiormente? Io penso che il pezzo più rappresentativo di Sabotage sia Night Killer o Killer della notte, a seconda che si voglia dire in italiano o in inglese, perché è il pezzo più vecchio che eseguiamo dal vivo, è un pezzo dell'81, parla del mostro di Firenze, penso che sia l'unico pezzo che forse, cioè penso che è il pezzo più conosciuto dei Sabotage, insomma, ecco, per quanto non siano molto conosciuti i nostri pezzi. I vostri concerti ormai sono caratteristici per il grande rumore, qualcuno vi scambia addirittura per il terremoto. Senti un po', ma le vostre prove dove le fate? In una saletta super insonorizzata dove da fuori non si sente niente. Parliamo un attimino del mercato del disco. Adesso l'avvento del compact, cosa farà? Rivoluzionerà un po' tutto forse? Ma io penso che se il compact arriverà a dei prezzi decenti probabilmente sostituirà il 33 giri, per adesso è ancora un po' troppo caro, ma non credo che ci siano delle rivoluzioni, solamente dal punto di vista industriale ci saranno delle rivoluzioni, ma non dal punto di vista tipicamente discografico, insomma. Parliamo un attimo dei kids, cioè i vostri fans, come sono? Che tipi sono? Sono delle persone eccezionali, siamo tutti amici. Le persone penso che sia il pubblico più caloroso che uno possa incontrare. Ecco, diciamo, il look, parliamo un po' del look di questi amanti del rock. Il look un po' particolare, un po' discusso forse anche. Sì, dipende, poi in Italia è forse più discusso che da altre parti perché uno è sempre portato a vedere i capelli lunghi e assimilarli a cose negative che poi invece non sono sempre, io almeno penso che non bisogna mai fare un discorso di questo tipo. Il look è di solito dominante, il jeans, la pelle nera, le borchie, insomma, e i capelli lunghi. Ecco, però diciamo che la gente comune forse li giudica un po' male, però non è così, diciamolo. Ma io penso che, ecco, forse a primo acchito uno che vede noi quattro, tutti e quattro bardati, con i capelli lunghi appunto, dice mamma mia questi chi sono, però se poi ci conosce siamo, cioè, delle persone normalissime, io faccio l'università, il bassista lavora in una pasticceria, il chitarrista fa l'università, insomma, cioè... Che facoltà fai? Legge. A Padova? No, a Siena. Quali sono i vostri progetti per il futuro? A registrare un altro album, dovremo fare una tournée a ottobre in tutta Italia e poi niente, la casa discografica ha in mente diverse cose per promuovere il disco, speriamo che insomma qualcosa vada bene, qualche passaggio televisivo, abbiamo fatto una diretta a Rai Stereo 1, così, un po' di cose per promuovere il nostro materiale, per farci conoscere. Ecco, un po' di anni fa si diceva che per pigliare il disco d'oro occorreva vendere 1 milione di copie. Oggigiorno bastano 200-300 mila. E come mai questa cosa? Perché si vendono meno dischi.
Comunque noi non siamo proprio, cioè non è un problema che ci riguarda, perché penso che sia una cosa molto molto lontana, insomma, il disco d'oro da noi. Senti Morbi, qualche episodio particolare legato a queste tournée che voi fate? Diciamo che ogni sera succede qualcosa di divertente, anche perché siamo un gruppo parecchio affiatato e sicché ci si diverte molto insieme. Ecco, adesso pregherei il camera di farlo, abbiamo un'ambulanza, chissà cosa è successo, ecco, questi sono gli imprevisti mi pare, vero? Cosa può succedere in questi casi? Penso che sia l'ambulanza che c'era anche prima del servizio d'ordine, non credo che sia successo niente. Boh, speriamo almeno. Ecco, e allora qualche incontro particolare, qualche ricordo? Si siete all'estero anche? Sì, siamo stati a Bruxelles, abbiamo conosciuto un sacco di gruppi, ecco, cioè, un episodio interessante è il fatto che quando siamo arrivati a Bruxelles la gente ci ha accolto meglio di quanto non sia mai successo in Italia, cioè autografi, cose che noi proprio non eravamo abituati a rilasciare, perché insomma siamo un gruppo, diciamo, ancora giovane, sicché ecco, ci ha stupito molto questa cosa e siamo stati tutta la nottata a parlarne di questo. Senti, che sensazioni provi ad ascoltare l'hard rock? Ma non saprei, è come una liberazione, uno sfogo, principalmente uno sfogo per me, per tutti i problemi che ci sono, un posto dove si può sfogare ascoltando della musica che io considero ottima. Ma cosa pensi di questo tipo di musica? Che sensazioni provi quando l'ascolti? Cioè quando la faccio anche. Sentiamo, perché ti suoni anche? Cioè sono stato il secondo chitarrista, sì, giusto, bravo. Beh, sentiamo un attimino allora che sensazioni provi quando fai questa musica, quando suoni, quando canti. Cioè visto che è propria, al limite è una sensazione che non si può definire in nessun aspetto. Comunque il heavy metal è una forza, credo. No? No. Senti un po', ma è vero che il mondo, l'opinione comune vi critica qualche volta? Perché secondo voi? Perché secondo loro siamo della gente che non deve vivere. Come per esempio Live Aid, tutte quelle cose, siamo stati un po' fuori, cioè non noi. Sì, giusto. Cioè diciamo l'heavy metal è sempre al di fuori della musica normale, tipo Duran, quella gente lì, non ci considerano. E appunto il grande Ronnie ha fatto qualcosa, ha fatto un video e ci ha dato un po' ragione. No? Ecco, tu suoni con quale complesso? Con i Fly Charm. E quando siete nati voi precisamente? Siamo nati all'inizio dell'84. Ho trovato il bassista, eccolo qua, il bassista, Gianni, e poi abbiamo provato, così abbiamo visto che funzionava un po', fatto un po' di cosa nostra e siamo qui. Noi, cioè, non ci interessa quello che pensa tanto la gente, eccetera. Noi vogliamo solo fare la nostra vita, farci un po' gli affari nostri. E cioè, no, ci sta bene vivere così e viviamo tra di noi tranquilli, in pace, non ci sono mai botte, mai storie, mai niente, andiamo sempre d'accordo. E cioè, se tutta la gente cosiddetta, hai capito, brava, capelli corti, vestiti bene, paninari, eccetera, cioè quelli, anche se hanno una bella immagine che piace alla mamma, al papà e al prete, cioè, a me non me ne interessa niente, noi andiamo molto meglio, tra di noi non ci sono mai storie, hai capito? Come si svolge la vita di uno di voi? Sentiamo, parlaci un attimino. Beh, la mia è normalissima, io studio, ascolto la mia musica e quando ci sono i concerti ci vado. Comunque d'estate ci scateniamo perché d'altronde
cioè la nostra è una vita che esiste da prima dei paninari, da così. La giornata come si svolge? Che fai tu? Ma io alla scuola, Che scuole fai? io faccio il classico. Liceo classico. Sì, ecco, e questo ci tengo a dire che noi metallari non siamo ignoranti. Cioè, io per esempio studio, anche se non ho un rendimento ottimo, cioè anzi proprio. Insomma, la gente quando per esempio salgo in autobus prende per un ignorante, perché veste in un certo modo. Però io so di greco, di latino, di altre cose che magari la gente con i capelli corti vestita bene non sai, non sembra. Allora un ragazzo che ama l'hard rock, ma che riesce a conciliarlo con i classici pare. Chiaramente, l'heavy metal non è che mi occupa tutta la giornata, io l'ascolto soprattutto come hobby. È l'unica cosa che riesce a divertirmi l'heavy metal, divertirmi e impegnarmi allo stesso tempo. Io parto lunedì per andare a lavorare, no? Torno il venerdì, lavoro con la IPE, una ditta lavora per la SIP. Torno il venerdì sera, dal venerdì sera a domenica cerco di divertirmi il più possibile, andando a concerti, questo e quell'altro. Come si svolge la tua giornata? Che fai tu? Dunque, vabbè, io studio, faccio il liceo scientifico e già per questo penso di andare controcorrente, perché agli occhi della gente chi fa un certo tipo di scuola è quella persona che dovrebbe pensare in un certo modo, e proprio per questo io penso di superare quelle barriere dei pregiudizi della gente comune. Niente, io studio, la mattina studio, al pomeriggio, cioè la mattina vado a scuola, al pomeriggio studio e la sera esco il sabato e la domenica. Però cioè, la gente che frequenta, la gente che la pensa come me, la gente che vive le mie stesse sensazioni. E quando vengo qui ai concerti che trovo i miei veri amici, la gente che mi sa dare qualcosa, la gente vera, insomma. Non dico che la gente che ascolta altri tipi di musica non sia uguale a noi, è uguale a noi, però quello che non mi va è che abbia proprio dei pregiudizi nel momento in cui nel momento in cui ponga delle barriere, dica no, tu ascolti quel tipo di musica e quindi non puoi essere con noi, non è niente vero. Allora, vogliamo lanciare un messaggio al mondo che non gusta questa musica? Io le cito una frase di Ugo Foscolo che dice: l'armonia vince di 1000 anni il silenzio. Secondo me è verissimo. Non dipende dal tipo di musica, dipende dalle sensazioni che uno vive. L'armonia vince di 1000 anni il silenzio. Secondo me è una frase bellissima del Foscolo che vivrà per sempre. È una frase immortale. Siamo durante una pausa del concerto qui alla Prandina di Padova con un gruppo, precisamente gli Halloween, i quali questa sera per un contrattempo non hanno potuto suonare. Intanto io ve li presento, anzi loro si presentano. Io sono Arlo Falcone, Joker, Ronnie Angel. E io sono la sua ragazza. Benissimo, allora parliamo un attimino di questo hard rock, di questo heavy metal. Che differenza c'è fra questo tipo di musica e il rock normale? L'heavy metal è un po' più spinto, sonorità dure, l'hard rock un po' più alla vecchia, sonorità un po' più antiche. L'heavy metal è un po' più, a parte come liriche, anche come testi, un po' più spinto, più oltraggioso diciamo dell'hard rock. L'hard rock è una musica un po' più basata sul blues anni 70, è un po' mandato avanti, invece l'heavy metal è un po' più
spinto, sonorità un po' più dure. E diciamo anche che verso il vostro genere di musica c'è qualche pregiudizio da parte della gente. Che ne pensi tu? Ma la gente pensa ognuno in maniera sua, però noi facciamo musica buona, non ci piace fare solo che sia, ma anche musica, e penso che certa gente sia idiota a parlare, cioè a pensare in maniera diversa, no? Comunque parlando di heavy metal, no? Per me è un susseguirsi, cioè il seguito di hard rock praticamente, solo fatto in maniera moderna, tutto lì. Che sensazioni si prova con questa musica? Niente, è uno che praticamente quello che sente dentro esprime come uno può suonare musica classica normale, come noi specie sentire musica dura, diciamo rock. Noi tra l'altro facciamo un genere non proprio heavy metal tirato duro, facciamo un rock, non dico melodico, però un stile americano, come ma anche di moda, cioè di moda, è sempre stato di moda adesso. E a questo genere di musica mi pare si associa anche un look particolare. Vogliamo descrivere il tuo look, ad esempio? No, il mio non è un look. Simbolico, mi pare. Sono molti aggeggi, cosa sono qua? No, sono semplicemente catenine, cose normali. Anziché c'è tanta gente che va in giro borchiato da testa ai piedi, a me piace vestirmi in un modo un po' così, un po' affinato, ecco. Benissimo, e questo hard rock può essere considerato l'evoluzione del blues e del rock and roll anni 60-70? Sì, 10 anni fa però. 10 anni fa sono d'accordo con lei, però da 10 anni fa a questa parte si è evolto ancora di più. Cioè dall'hard rock è passato all'heavy metal, dall'heavy metal è passato ad altri generi. Adesso c'è il glam metal, il nostro genere che mistura, diciamo, un'immagine del gruppo a una musica abbastanza orecchiabile, abbastanza americana, abbastanza divertente, con dei testi basati sul divertimento, sulla voglia di vivere e basta. Comunque io penso che da 10 anni a questa parte l'hard rock sia passato all'heavy metal, dall'heavy metal a sua volta a 100 altri generi diversi. Anche la musica rock quindi è arte e certi kids, anche se il loro look è forse cosa molto soggettiva e discutibile, anche loro sono degni di rispetto e nella stragrande maggioranza sono bravi ragazzi che lavorano e studiano. Diciamo che ci sono anche i cosiddetti cattivi, come d'altra parte esistono in ogni categoria di persone e appunto per questo non dobbiamo farne di ogni erba un fascio. Questi kids manifestano così la loro voglia di vivere. Li abbiamo visti questa sera strepitanti e osannanti nel verde meraviglioso del parco Prandina. Per la verità si sono comportati quasi tutti bene, manifestando rumorosamente, anzi fragorosamente, la loro gioia. E nonostante tutto hanno dimostrato, anche se solo a loro modo, che l'uomo rimane il re creato, un creato perfetto sia nel micro che nel macrocosmo, oggi purtroppo seriamente minacciato nella sua integrità dalla cattiveria dell'uomo, con l'inquinamento avanzante, con il pericolo del nucleare e forse di un giorno malauguratamente non lontano con la sinistra manipolazione genetica anche sull'uomo. In questi giorni il fragore del rock duro ha fatto vibrare i vetri delle case in varie città italiane, tanto fu scriviato per terremoto. Auguriamoci che sia sempre questo il fragore che colpisce i nostri timpani e non certo quello delle armi belliche o di novità sconvolgenti. Radio Prandina di Padova si conclude il lungo ciclo di trasmissioni Dietro le Quinte, l'appuntamento settimanale di Telealto Veneto con l'arte del teatro, iniziato nel novembre 86 e continuato ininterrottamente fino ad oggi. Ringraziamo l'assessorato per lo spettacolo del Comune di Padova, l'ETI, Ente Teatrale Italiano, per l'ospitalità di tanti mesi
la direzione e tutto lo staff tecnico del Teatro Verdi di Padova per la gentile collaborazione. Ringraziamo inoltre per la preziosa collaborazione i colleghi del Mattino di Padova, del Gazzettino e l'Istituto di Storia del Teatro dell'Università di Padova. L'appuntamento con Dietro le Quinte è fissato per il prossimo autunno sempre su questa rete. Parco Pandina di Padova, per l'ultima puntata di Dietro le Quinte abbiamo presentato Festival Rock. Hanno partecipato i complessi Blackburn, Fight Charm, Danger Zone, Dark Lord, Unreal Terror e Sabotage. La manifestazione è stata organizzata, ricordiamo, dall'Arci di Padova, dall'ASU, Associazione Studenti Universitari di Padova, e dal Fireball Management. Da Padova Mario Furlan e la troupe di Tele Alto Verde vi saluta, vi ringrazia per l'attenzione di tanti mesi e vi augura la più cordiale buonasera.